Primo bilancio dopo una settimana di esercizio dei nuovi varchi ZTL e delle nuove telecamere sulle corsie preferenziali. Dallo scorso lunedì sono infatti 291 i controlli effettuati dalle pattuglie in servizio e 25 le sanzioni emesse. Di queste, la quasi totalità sono in corrispondenza delle corsie riservate, in particolare via Cavazzana e via Tommaseo, angolo via Gozzi, e solo 3 in ZTL. Per quanto riguarda la ZTL siamo in linea con quello che ci aspettavamo. In una settimana sono state erogate solo 3 sanzioni, per carità c'è stato un ponte, però dai controlli si evince che la stragrande maggior parte delle persone rispetta i limiti e le regole. Per quanto riguarda invece le corsie preferenziali, anche qui abbiamo una maggior parte delle autovetture fermate, circa il 75% che sono in regola, c'è però un 25% che non è in regola, quindi lì si concentrano le sanzioni, qualche decina che abbiamo fatto in questa settimana, e stiamo continuando in questo mese di preesercizio soprattutto sull'informazione. Continua quindi l'opera di informazione, anche se i padovani sembrano rispettosi delle regole della strada. Da ieri abbiamo installato dei pannelli informativi, dei display luminosi che evidenziano ancora con maggiore risalto il divieto di passare sulle corsie preferenziali.